Buonasera, ai titoli con le principali notizie. Sì del CIPES al progetto definitivo del ponte, esulta Salvini che annuncia l'apertura dei cantieri a ottobre. Per il sindaco di Messina un'infrastruttura importante, mentre la sindaca di Villa teme per la sopravvivenza della sua città. Sabato corteo dei No Ponte. Emergenza sicurezza a Palermo, oggi in prefettura il tavolo presieduto dal ministro dell'Interno Piantedosi. Fuori in sit-in i commercianti. Il sindaco La Galla annuncia più uomini e risorse per il controllo del territorio. Palermo ricorda l'omicidio del vicequestore Nini Cassarà, dell'agente di scorta Roberto Antiochia, morti per mano della mafia. 40 anni fa siamo stati nella casa dove avvenne l'omicidio. A Catania aggressione omofoba in un locale del centro storico, fermati dalla polizia 2 giovani, provvidenziale intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino e di un netturbino. Simona morta in piscina Bagheria, radiografie, TAC e risonanza non hanno rilevato traumi particolari, domani l'autopsia. A Noto emozioni musica con Simona Molinari, omaggi ai grandi della musica e canzoni dal nuovo album. Calcio, mercato in fermento per le principali squadre siciliane. In Serie B il Palermo raggiunge l'accordo con Bardi e può far partire Desplanche. In Serie C il Catania è a un passo dal centrocampista Loia, ingaggia un duello con il Trapani per D'Ausilio. Buonasera, eccoci. Dunque oggi il CIPES ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Esulta il ministro Salvini che annuncia l'apertura dei cantieri a ottobre. Per il sindaco di Messina un'infrastruttura importante, e di pari opposto la sindaca di Villa che teme per la sopravvivenza della sua città. Sabato ci sarà una manifestazione dei No Ponte. Francesco Triolo. Era considerato il passaggio cruciale. Il CIPES ha approvato il progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle Infrastrutture. L'annuncio è arrivato dallo stesso ministro, Matteo Salvini. Adesso il fascicolo passerà alla Corte dei Conti per la ratifica legata anche alle coperture finanziarie. Dopo il via libera dei giudici si potranno avviare i cantieri. Entro settembre-ottobre 2025 i primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare fin dall'inizio delle attività ogni impatto dei cantieri sul territorio, dalle piste ai campi base, e parte anche l'iter per gli espropri. Salvini ha dato come data di ultimazione tra il 2032 e il 2033. Il costo del biglietto per l'attraversamento dovrebbe essere di 10 euro. Cambierà a Messina. Il ponte porterà un restyling totale della città. Ci saranno 3 fermate della metro che collegherà al ponte, una caterva i commenti arrivati dalla Premier Meloni, secondo la quale si tratta di un'opera strategica per lo sviluppo di tutta la nazione, al presidente della regione Schifani, che la definisce una svolta storica capace di rivoluzionare il futuro della Sicilia e del Mezzogiorno, con la regione pronta a fare la sua parte. Per il sindaco di Messina Basia si tratta di un'infrastruttura destinata a incidere profondamente sulla vita del territorio, e la vera sfida inizia adesso. Mentre a dirimpettoia collega la sindaca Giusy Caminiti, da sempre contraria al ponte, ha detto che c'è a rischio la sopravvivenza della città di Villa San Giovanni. Intanto per sabato annunciata a Messina la manifestazione dei comitati No Ponte. C'è un'ultima ora arrivata adesso in redazione. Si è suicidato in carcere Stefano Argentino, l'assassino di Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina. Nel pomeriggio, intorno alle 17, si è allontanato dai suoi compagni. È stato trovato poco dopo da alcuni agenti della polizia penitenziaria, ormai senza vita. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Andiamo avanti col nostro telegiornale. Oggi pomeriggio a Palermo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto in prefettura il Comitato per la Sicurezza dopo gli episodi di violenza degli ultimi mesi in città. Sentiamo in diretta Orazio Longo. A te la linea. È durata poco più di un'ora la riunione qui in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi. Dopo sul tavolo c'era chiaramente la questione Palermo, la questione di sicurezza Palermo, dopo i numerosi atti di criminalità che anche gravissimi sono accaduti in centro storico a turisti e anche a cittadini. Alla fine dell'incontro il sindaco La Galla ha parlato di un incontro importante e fruttuoso. Lo sentiamo.
Sindaco, insomma, che cosa si è deciso? Un vertice, vorrei dire, molto articolato, nel quale il Ministro ha preso atto del lavoro svolto congiuntamente dalle forze dell'ordine e, per quanto riguarda il controllo territoriale, anche dalla Polizia Municipale. Proprio oggi attraverso il Prefetto è stato firmato il nuovo decreto di potenziamento dei servizi di polizia. Il Ministro ha convenuto sulla opportunità, diciamo, di questo rafforzamento che è stato recentemente assicurato soprattutto in alcune aree della città. Verrà ulteriormente a verificare entro la fine dell'anno, periodo nel quale sono previsti ulteriori dotazioni organiche sia per quanto riguarda le forze di polizia sia a favore della polizia locale. Ma prima dell'incontro che si apriva in prefettura, da questo marciapiede tanti cittadini hanno un presidio, insomma, di residenti e commercianti hanno protestato perché vogliono più sicurezza in città. Sentiamoli. Palermo è a un bivio, ha bisogno di maggiore sicurezza, prevenzione, ha bisogno di maggiore controllo. Noi vogliamo essere assistiti dalla pubblica amministrazione, in questo caso da chi si occupa di sicurezza. Quotidianamente noi abbiamo a che fare con spaccio, con delinquenza di ogni ordine e grado e con una forma di totale non rispetto di qualunque tipo di regola. Per cui quello che chiediamo già da 2 anni è un presidio fisso in dei punti diciamo cardine che sono stati più volte segnalati a tutte le autorità. Il Ministro e il Prefetto insieme, in sinergia, devono trovare delle soluzioni, delle risoluzioni, perché ora basta, ora non siamo più un piccolo gruppo di cittadini che si lamentano, ma è tutta la città. Ma prima di giungere in prefettura, il ministro Piantedosi ha deposto una corona di fiori in onore di Ninni Cassarà alla caserma Lungaro. Oggi è il 40ennale dalla morte di Ninni Cassarà, appunto. Lo vogliamo ricordare in questo modo e poi restituiamo la linea. È il pomeriggio del 6 agosto del 1985 quando Ninni Cassarà e Roberto Antiochia attraversano per l'ultima volta il cancello d'entrata di questo stabile in via Croce Rossa 81 a Palermo. Poi la strage. Oggi a raccontare e a ricordare Cassarà e Antiochia c'è una targa in loro memoria. Qui si è fermata la macchina con a bordo Ninni Cassarà e Roberto Antiochia. Sono scesi i due. Quando sono scesi centinaia di colpi sono partiti da questa zona e hanno colpito Antiochia e Cassarà. L'agente Roberto Antiochia, che era uscito dall'auto per aprire lo sportello a Cassarà, venne ucciso dagli spari e cadde a terra davanti al portone d'ingresso dello stabile. Cassarà, colpito dai killer quasi contemporaneamente ad Antiochia, spirò sulle scale del palazzo in cui abitava, tra le braccia della moglie Laura, accorse in lacrime dopo aver visto l'accaduto insieme alla figlia dal balcone della propria abitazione. Aggressione omofoba in pieno centro a Catania. 2 giovani sono stati fermati dalla squadra mobile provvidenziale. L'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino di un netturbino. Sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Una brutale aggressione omofoba fermata dall'intervento di una ragazza che ha spruzzato spray al peperoncino che ha impedito conseguenze peggiori, anche se i fatti restano comunque gravi. 2 giovani di 19 e 21 anni, quest'ultimo già detenuto per altra causa, sono stati fermati dalla polizia di Catania per violenza privata e lesioni, reati aggravati dalla finalità della discriminazione omofoba. I fatti risalgono al 26 aprile scorso. Al centro dell'inchiesta, secondo la procura, il brutale pestaggio con schiaffi, calci, pugni e lanci di sgabelli ha
a 3 giovani omosessuali in un fast food di piazza Borsellino. Aggressione, come detto, interrotta grazie all'intervento di una ragazza presente nel locale che, spruzzando in aria dello spray, ha reso l'ambiente irrespirabile, e di un operatore ecologico che ha bloccato uno degli indagati che stava colpendo un ragazzo con il casco. Al raid ha partecipato anche un altro giovane non ancora maggiorenne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni. L'ordinanza del GIP dispone nei confronti dei 2 indagati l'obbligo di rimanere a casa tutti i giorni dalle 21 alle 6 dell'indomani. Le vittime del pestaggio hanno riportato ferite guaribili tra i 7 e i 21 giorni. Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre alle dichiarazioni delle vittime, di testimoni oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza ed elementi estrapolati dai social network. E quest'atto omofobo a Catania ha scatenato le reazioni anche della politica. Sentiamole. Un vuoto che pesa, lo dice sul grave atto omofobo a Catania la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, commentando l'assenza di leggi per le quali chi aggredisce per odio deve sapere che sta commettendo un crimine preciso e non un'aggressione qualsiasi. Dopo Egle Doria, rappresentante delle famiglie arcobaleno, insultata e spintonata davanti a sua figlia e altri bambini durante un laboratorio di lettura al Pride Village di Catania, dalla città arriva un'altra brutta cartolina. Il fenomeno è crescente. Le segnalazioni si fanno più frequenti, molte non arrivano neanche all'attenzione della stampa, dei media, perché per fortuna, se così si può dire, si limitano a un'aggressione verbale. Ma perché questa impennata? Perché c'è un clima di impunità. Sicuramente l'omotransfobia non nasce ora, però in questo momento ci si sente legittimati a esternarla. Quello che preoccupa è anche la giovane età degli aggressori. Il governo non muove un dito contro l'odio omofobico, ma incoraggia il pregiudizio ogni volta che ne trova l'occasione. Lo dice Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia, mentre da Arcigay di Catania arriva l'annotazione anche della paura crescente di poter essere vittime di violenza di genere, con un monito alla reazione. Improvvisamente ti chiedi: ma io potrò ancora frequentare quel posto, quello spazio, quel locale, la mia città, il centro storico? Nello stesso tempo però non viviamo una città più difficile delle altre, e quindi sempre avanti a testa alta e alla luce del sole. Ci occupiamo ancora della morte di Simona Cinà, la ragazza trovata esanime in una piscina nella villa di Bagheria. Ieri l'incontro tra i magistrati e la famiglia per dissipare tanti dubbi, domani l'autopsia. Lorena Dolci. Nessun dettaglio è stato trascurato. La procura indaga a fondo per cercare la verità sulla morte di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita in piscina durante una festa. Ieri nella caserma di Bagheria i magistrati, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, hanno incontrato i familiari che avevano lanciato sospetti parlando di scena ripulita, testimoni reticenti, alcolici spariti, di sequestri non fatti. Un faccia a faccia che ha rassicurato la famiglia. È stato utile sapere che il supporto della magistratura, della giustizia c'è dalla parte nostra e ci aiuta. L'incontro è stato utile. Non sembrano determinanti i primi accertamenti, la TAC, la risonanza magnetica e la radiografia. Per domani è fissata l'autopsia che dovrà chiarire se nei polmoni della ragazza ci sia acqua, eventuale prova della morte per annegamento, mentre gli esami tossicologici diranno se Simona avesse assunto droga o alcolici, circostanza che ieri l'ex fidanzato tendeva a escludere. Lei non era una persona che faceva uso di sostanze, quindi non era tra l'altro una persona che magari si faceva abbindolare, cioè questa è la cosa. Una ragazza sportiva che godeva di ottima salute e che si sottoponeva a esami sanitari periodici. Il corpo di Simona è stato rinvenuto sul fondo della piscina, in un angolo distante dal bar e poco illuminato. Vani i tentativi di rianimarla da parte di alcuni amici, poi l'arrivo dei soccorsi, ma per Simona era già troppo tardi. Una breve pausa e poi la guerra tra governo e regione per il diritto all'interruzione di gravidanza. Guerra tra governo e regione sul diritto all'interruzione di gravidanza. Il Consiglio dei Ministri stoppa la legge regionale sui medici non obiettori. Dario Safina, primo firmatario della legge. Sentiamo Lorena Dolci.
Nessuna categoria preferenziale per i medici non obiettori. L'interruzione di gravidanza in Sicilia resterà una faccenda complicata. Il governo ha bocciato infatti la normativa regionale salutata solo qualche mese fa come una battaglia di civiltà, che introduceva l'obbligo di assumere medici non obiettori nelle strutture pubbliche, dove spesso la carenza di medici impedisce di applicare il diritto all'aborto, così come previsto dalla legge 194. Secondo il Consiglio dei Ministri, quella norma non garantisce l'uguaglianza nell'accesso ai concorsi e lo discrimina in base a criteri morali. Esultano Fratelli d'Italia e movimenti pro vita, mentre le opposizioni parlano di segnale gravissimo. È chiaro che c'è solo una scelta ideologica da parte del governo che deve offrire un vessillo a chi invece su questa materia continua ad avere posizioni demagogiche e contro il diritto delle donne alla salute e alla libertà di scelta. In Sicilia la percentuale di obiettori supera in media l'80% con punte del 90%. Un esempio: negli ospedali di Messina 35 medici su 36 sono obiettori. Sotto tiro del governo nazionale anche il comma che permetteva di sbloccare 15 milioni di euro per i laboratori privati, dove da mesi i pazienti sono costretti a pagare le analisi. A Noto emozioni in musica con Simona Molinari e il suo Kairos Tour, brani celebri, omaggi ai grandi della musica e canzoni del nuovo album in una serata intensa e coinvolgente del festival Noto Musica. Sentiamo Eva Spampinato. Il barocco di Noto, un cielo d'estate, la voce sofisticata e magnetica di Simona Molinari. In piazza Municipio il Festival Internazionale Noto Musica continua ad offrire ai tanti turisti arrivati in Sicilia da tutto il mondo, ma anche ai siciliani, amanti della buona musica, un parterre di artisti di grande prestigio come Simona Molinari. In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare. Cantautrice raffinata, interprete jazz pop tra le più apprezzate in Italia, la Molinari ha conquistato il pubblico con il suo Kairos Tour, accompagnata da una formazione d'eccellenza: Claudio Filippini al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso, Fabio Colella alla batteria. Un concerto intenso dove i suoi brani più amati, Egocentrica, La felicità, si sono intrecciati a omaggi a Ella Fitzgerald, De Gregori, Lucio Dalla, fino alle canzoni del nuovo album Hasta Siempre Mercedes. Dietro la fronte di Sofia, miei pensieri in processione. Atmosfera magica in una cornice che esalta la bellezza e l'arte. Sapessi darti almeno un nome. Ci fermiamo una breve pausa, poi il calciomercato per le siciliane. Eccoci, siamo al calciomercato. In Serie B il Palermo trova l'accordo con Bardi e cede Desplanche al Pescara. In Serie C il Catania è a un passo da Aloi che dovrebbe firmare un biennale. Venerdì l'allenamento congiunto del Siracusa con il Priolo. Sentiamo Sergio Colosi. Francesco Bardi, 33 anni, ex Reggiana, è il nuovo secondo portiere del Palermo, accordo su base biennale. Il club rosanero si era cautelato contattando Semper, ma alla fine Bardi ha accettato l'offerta rinunciando all'Union Brescia, operazione che ha sbloccato l'arrivo in prestito di Desplanche al Pescara, dove avrà l'opportunità di giocare titolare. In partenza il centrocampista bosniaco Saric, con destinazione Antalyaspor. Un altro passaggio con contratto biennale che attende soltanto l'ufficialità è Salvatore Aloi al Catania. Il centrocampista 28enne calabrese come toscano è cresciuto nella Regina, in BC 248 presenze e 16 reti, con un passato tra Ternana, Pescara, Avellino e Trapani. Dopo l'escano nello scorso mercato, per Michele D'Ausilio, re degli assist, ben 39 in Serie C, sembra profilarsi un nuovo derby Catania-Trapani, ma questa volta la società di Pelligra è in netto vantaggio. Si allontana Vallocchia, ma al
Al suo posto potrebbe arrivare Michele Calida Renate, se partirà almeno uno tra Frisenna e Luperini. Bocic ad un passo dal Picerno. Il Trapani, che si allena a Valderice, ha comunicato che giovedì e venerdì le sedute saranno aperte al pubblico granata. Sul difensore camporese c'è anche il Casarano. 5 arrivi negli ultimi giorni hanno sbloccato il mercato del Siracusa. Venerdì al De Simone allenamento congiunto con il Priolo, squadra di promozione siciliana. Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia che appena abbiamo dato a proposito del suicidio di Stefano Argentino, che si è impiccato questo pomeriggio nel carcere di Messina. Era accusato il 22enne di aver ucciso il 31 marzo Sara Campanella. Non era più in regime di alta sorveglianza, ma in cella con altri 2 detenuti. Era anche tornato Argentino a mangiare dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo, aveva già manifestato l'intenzione di togliersi la vita, ma poi dopo colloqui con medici e psicologi il giovane sembrava tornato sui suoi passi. Nel pomeriggio, intorno alle 17, si è allontanato dai suoi compagni ed è stato trovato poco dopo da alcuni agenti della polizia penitenziaria, ormai senza vita. Bene, era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.